Stessa cosa succede quando noi ci mangiamo queste polveri, quando noi affrontiamo le polveri, cose che queste finiscono nell'apparato digerente, anche in giro di poco, finiscono nel sangue. Nel sangue, guardate un po' cosa fanno. Queste sono particelle di mercurio di tutti questi puntini bianchi che vedete sulla superficie dei globuli rossi. Tenete conto che un globulo rosso ha un diametro di 6 o 7 millesimi di millimetro circa. Quindi pensate quanto sono piccole queste particelle, che vanno a inzuccherare, a ricoprire il globulo rosso, cosa che non è molto simpatica. Guardate quindi, questa è un'altra fotografia del microscopio elettronico. Questi è uno striscio di globuli rossi e guardate queste particelle che non sono nel globulo rosso ma sono nella parte liquida del sangue, che si chiama plasma. Queste invece, queste altre particelle, ecco, quando le ingrandisco, sono finite all'interno del globulo rosso, proprio dentro, sono riusciti a penetrare nel globulo rosso. Ma fermiamoci un attimo su queste particelle, quelle nella parte liquida del sangue e del plasma. Guardate un po' che cosa fanno. Il nostro plasma contiene una proteina che si chiama fibrinogeno. Questo fibrinogeno è liquido, è sciolto. Però quando il plasma, io semplifico molto, è una cosa che non è molto complessa, quando il plasma, quando il sangue viene in qualche modo disturbato, questa proteina da liquida che era, da sciolta che era, diventa solida e fa delle parti, delle fibre che sono queste. E ciò che in questo caso ha trasformato il fibrinogeno in fibrina sono proprio queste polveri. Vedete? Questi granellini di polvere hanno trasformato il fibrinogeno in fibrina. Perché è così importante questo fenomeno? Perché quello è lo scheletro del trombo, cioè i coaguli di sangue che si formano in maniera abnorme all'interno delle nostre vene e delle nostre arterie. E questi coaguli sono un bel problema, perché se si formano a livello delle vene, danno luogo, e questo è il caso, a quella che si chiama, vedete, queste sono dei particelle di ferro cromo-nickel e intorno si è formato un trombo. Queste sono particelle, c'è un trombo. E questo trombo, questo coagulo di sangue, migra con la circolazione sanguigna, venosa, fino ai polmoni. E dà luogo a una malattia che si chiama tromboembolia polmonare, terza causa di morte. Se siamo a livello arterioso, e questo è il caso, si formano dei trombi che possono dare luogo a migrano. Questo per esempio il trombo del dominio si dice grasso, intorno al quale si è formato un trombo, questo noi l'abbiamo preso nelle coronarie, perché ha dato luogo a un infarto delle coronarie, un infarto del cuore, del miocardio. Ma questo può migrare quando al cervello, da un infarto cerebrale. Quindi attenzione, perché le polveri hanno come prima patologia proprio la cardiovascolare. Non è vero che che quando si parla di polveri si parla sempre di cardio. Non è la prima malattia. Le prime malattie sono proprio quelle cardiovascolari. Tromboembolia polmonare, ictus e infarto, molto più numerose del cardio, almeno triplo rispetto a allora, abbiamo detto che questi polveri finiscono nel sangue, dove fanno quelle quali, ma non si fermano lì e finiscono tutti gli organi. Perché? Perché il sangue va il cervello, il fegato, il rene, dappertutto finiscono. Io non posso sapere dove finiscono. Questi organi si comportano esattamente come dei filtri meccanici. Prendono queste particelle, le trattengono e non sono più capaci di espellerle, perché come ricorderete queste particelle non sono degradabili e il nostro organismo non è capace di espellerle. Allora che cosa fa? Circonda queste particelle estranee, che sono un corpo estraneo, li circonda con un tessuto che si chiama tessuto di granulazione. È un tessuto infiammatorio che serve per isolare queste particelle dal resto dell'organo. Purtroppo però questo granuloma, questa infiammazione non guarisce più,
non guarisce più perché l'innesco, che sono queste particelle, è eterno, rimane per sempre. Quindi noi abbiamo perennemente questa forma inflammatoria. In alcuni casi, che non sono poi così rari, questa infiammazione si trasforma in un cancro, che dipende da tantissimi fattori, quale organo ha colpito, come sono fatte le particelle, eccetera, eccetera. Io la letteratura medica è nota in questo caso. Questo è un cancro particolare, un linfoma. Purtroppo questo è un cancro che sta diventando molto, sempre più comune. Linfoma non Hodgkin, quello che abbiamo molto indicato, con delle particelle. Questo è un cancro del cervello, un glioblastoma, con delle particelle di ferro. Questo è un caso invece brutto, non mi piace essere un tecnico, questo è particolarmente brutto. Questa è una bambina di 7 anni con un osteosarcoma, cioè un cancro delle ossa, e in queste ossa lei ha delle particelle, che sono queste, che contengono magnesio, alluminio, silicio, titanio, silicio, ferro, zolfo, piombo, bismuto e rame. Non ci possono stare nelle ossa queste particelle. Queste sono tipiche dai cerebrali. Non esistono fonti diverse tranne le esplosioni in guerra, per esempio. Non esistono. Questo è tipico dai figli. Siccome questo è il caso nostro, italiano, qui noi in guerra non ci siamo da 60 anni, questo è proprio classico della bambina da 7 anni. Questo è un altro caso invece di un cancro della prostata di un bambino di 6 anni che vive fra 2 inceneritori, viveva perché a 11 anni è morto, viveva fra 2 inceneritori, uno ospedaliero e uno di rifiuti solidi locali. Nella sua prostata ed era vicina. Nella sua prostata troviamo ferro, cromo, nitre, stagno, bari, oro, argento, arancio, classico inceneritore. I centroni di qui sopra che dicono questo? C'è il processo adesso. Stanno accelerando il processo adesso. Una delle nostre scoperte più interessanti è proprio questa. Testimoniata da questa fotografia, noi abbiamo parecchie fotografie di questo genere. Noi abbiamo notato che queste particelle sono capaci di entrare da sole nei nuclei delle cellule. Questa è una cellula epatica, feto, questo è un cancro del feto, e queste particelle sono, vedete sono entrate per i fatti loro nel nucleo delle cellule. Tenete presente che nel nucleo delle cellule ci sta un filamento che è lungo quasi 2 metri che si chiama DNA. Questo filamento contiene, fatto di 4 sostanze, contiene il libretto di istruzioni del nostro organismo, come la nostra cellula vive, qual è il suo metabolismo, come si deve sviluppare, come deve riprodursi. Queste polveri entrano nel nucleo delle cellule. Attenzione perché questa è una cosa di estrema importanza, perché la cellula viene disturbata proprio nel suo intimo più profondo, cioè proprio nel DNA. Quando una cellula viene attaccata, come si deve per difendersi? Addirittura il DNA è capace di autoritarsi. Non sempre però. Comunque la cellula riesce a difendersi. L'ultimo atto che può fare quando non ha più modo di difendersi è quello di suicidarsi. Si chiama apoptosi. Apoptosi è una parola molto colta, che è caduta del fuoco, l'autunno. Si suicida per il bene comune, perché non deve, la sua stranezza, l'essere un freak, come si usava dire una volta, non deve disturbare le cellule. Bene, in queste condizioni la cellula perde la capacità di apoptosi, è costretta a vivere in eterno e si riproduce in maniera sbagliata, perché il suo DNA è sbagliato. Questa cellula diventa eterna, e l'eternità significa morire,
perché se noi non moriamo, se l'uomo non muore crea una patologia nel pianeta, se la cellula non muore crea una patologia nel pianeta, e questa patologia è il mondo.